Allora, io sto cominciando a registrare. Ok, quindi allora, io sono Paolo dell'Osteria Volante, sono un membro da un bel po' di anni. L'Osteria Volante è un'associazione che è nata a Padova tra gli studenti universitari, è un'associazione di divulgazione. L'idea degli osti dell'osteria era quella di parlare di temi di economia, politica e temi ambientali ehm, in un modo che non fosse quello che tipicamente si leggeva sui giornali o sui media online, cioè in modo frettoloso e spesso con poca attenzione a una visione non mainstream. All'epoca a Padova c'erano poche associazioni che avevano un certo seguito e che si ponessero con dei relatori in qualche modo in modo orizzontale, senza diciamo, imporre una barriera con il relatore sopra una cattedra e il resto dei partecipanti muti e in silenzio. E quindi lo Stia Volante all'epoca fu una bella novità. Abbiamo fatto ormai centinaia di eventi su vari temi, tutti estremamente belli e interessanti. E durante la pandemia ci siamo un po' bloccati perché il nostro modo diciamo, di creare eventi e di interagire con i partecipanti era appunto quello di persona, perché proprio volevamo riuscire a vederci in faccia e riuscire a non creare questo senso di distanza tra chi parla, tra i nostri relatori e chi partecipa. Però qualche evento l'abbiamo fatto e abbiamo deciso di farne ancora. Uno dei grandi temi che ci siamo posti nelle ultime riunioni degli osti dell'Osteria era quello della politica italiana negli ultimi tempi. Mm, diciamo, la domanda che ci siamo posti è la seguente. Ehm, di fronte a un continuo cambio di governi e a una difficoltà per le persone, diciamo, non informate di capire cosa sta succedendo, non abbiamo gli strumenti ehm, per riuscire a capire come mai, per esempio, adesso abbiamo un governo tecnico, in qualche senso tecnico, non sappiamo, cioè c'è in qualche modo un tecnico alla presidenza del Consiglio, sostenuto da vari partiti politici, hanno gli stessi partiti politici più o meno, ma in realtà no, che sostenevano il governo precedente. Non capiamo bene cosa sia successo, come mai in Italia almeno c'è questa serie di cambio continuo sia di proposta di piattaforme politiche, ma anche di continui diciamo, alleanze e litigi tra i vari partiti. Quindi anche con una visione estremamente naif non riusciamo proprio a capire cosa sta succedendo e in che modo l'attività politica del Parlamento e del governo rifletta o non rifletta le volontà degli elettori, cioè c'è questo tipo di link oppure no. E quindi abbiamo pensato che a chi possiamo chiedere questa cosa, abbiamo tra i vari contatti che avevamo ci è stato suggerito di sentire questo diciamo, ricercatore della Scuola Normale Superiore, Lorenzo Zamponi, che ha insomma, un ottimo curriculum dal punto di vista della politica comparata e dei movimenti sociali. Lorenzo ha studiato anche a Padova, ha in qualche modo un marcato accento veneto, quindi lo riconoscerete come uno di noi, per chi è veneto, insomma, e appunto si occupa da molti anni di questi temi. E ci siamo rivolti a lui nella speranza che in qualche modo, con la possibilità con quello che si può, insomma, ci possa in qualche modo illuminare sulla situazione attuale e su come siamo arrivati fin qui. E come in ogni evento dello Stria Volante, l'idea è che il relatore non sia il dio che comanda la situazione, ma che si possa interagire con lui in modo orizzontale. Ovviamente nella modalità online questo è relativamente difficile, quindi la nostra proposta è che chi vuole fare domande intanto le ponga in chat, le scrive nella chat comune di Zoom oppure su Facebook per chi sta seguendo su Facebook e poi noi, oppure questa persona, insomma, rivolgeremo queste domande a Lorenzo. Vediamo adesso con che modalità. Intanto se vi vengono domande scrivetele pure durante la diretta, mentre Lorenzo parla,
e poi decideremo in qualche modo quando farli, se questo ha senso durante la sua presentazione oppure alla fine. Più o meno questo evento dovrebbe durare spannometricamente, penso, un'ora, insomma, quindi più o meno il tempo di digerire la nostra cena. Ok, lascio la parola a Renzo. Ok, mi zittisco. Allora, vabbè, intanto ciao a tutti e tutte e grazie a Paolo, insomma, e agli altri dello Strio Volante per l'invito. Ovviamente, insomma, non è semplicissimo in una breve chiacchierata provare a discutere di tanti temi che riguardano il funzionamento della nostra democrazia, ma insomma, quello che proverò a fare, partire un po' da quello che è successo in queste settimane, dal governo tecnico, da cosa significa governo tecnico, perché è un problema o perché non lo è, e a partire dall'idea del governo tecnico ragionare un po' sui meccanismi della nostra democrazia, sulle sue crisi, su ciò che funziona e ciò che non funziona, insomma, diciamo, partire dal governo tecnico, allargare un po', a raccontare quello che la scienza politica, la sociologia, la storia contemporanea ci raccontano sullo stato delle democrazie europee e poi insomma tornare un po' a qualche ragionamento sulla crisi italiana. Ehm, diciamo che la prima cosa volevo partire da quello che sta succedendo in questi giorni. Ora, questa immagine è quello che il primo risultato su Google al chiave di ricerca Draghi rettiliano. Ok? E volevo partire un po' da questa, in qualche modo, mitologia, insomma, che si sta creando intorno a questo nuovo governo, sia in positivo sia in negativo, che secondo me è anche molto rivelatrice di tante anche delle disfunzioni della nostra democrazia. Il governo tecnico guidato da Mario Draghi è stato, no, oggetto di grande dibattito, come è normale che sia, insomma, essendo un nuovo governo che la nostra Repubblica si è data, e fondamentalmente c'è stata una grande polarizzazione anche nel dibattito pubblico. Alcuni hanno parlato addirittura di colpo di Stato, cioè l'idea in qualche modo che un Presidente del Consiglio non eletto, poi arriveremo a questa cosa del Presidente del Consiglio non eletto e quindi un governo tecnico configurino un colpo di Stato, una sospensione della nostra democrazia. Alcuni hanno detto ma no, è un governo politico come gli altri, in fondo non c'è niente che non va, è un governo come qualsiasi altro. Ora ovviamente come qualsiasi tema di dibattito quotidiano, quando si prova a scavare un po' dal punto di vista della ricerca diventa sempre un po' più complicato, quindi proverò a dire che è un po' più complicato di così, insomma, che questa polarizzazione fra il fatto se sia appunto una sospensione della democrazia o l'assoluta normalità. La prima cosa da cui voglio partire è quella di cos'è un governo tecnico, perché stiamo parlando di governo tecnico. E per fare questo voglio partire dall'idea del governo non eletto, che è una cosa di cui spesso si è parlato negli ultimi anni nel nostro paese. Qualche anno fa tutti noi abbiamo visto girare questi meme dalle varie pagine più o meno gentiste sui social sull'idea del premier non eletto dal popolo. Okay? Se il premier, se il nostro Presidente del Consiglio è più o meno eletto dal popolo, in qualche modo siamo in una fase di sospensione della democrazia perché abbiamo un Presidente del Consiglio non eletto dal popolo. Abbiamo visto anche meme o in qualche modo uscite sui social in direzione opposta. Questo è un famoso professore di diritto costituzionale che qualche anno fa minacciava, diceva chiunque tra di voi avesse pubblicato sulla vostra bacheca la frase un presidente del consiglio non eletto dal popolo è pregato di chiudere per sempre l'account Facebook, di abbandonare la facoltà di giurisprudenza e iscriversi a Scienze delle Piadine. Ora, per me queste due posizioni sono sullo stesso livello di credibilità e di distanza dalla realtà, che è un po' più complessa di così. Ora, insomma, non ho bisogno di spiegare che il nostro sistema di governo è un sistema parlamentare e che appunto a differenza dei sistemi presidenziali non prevede l'elezione diretta di chi detiene il potere esecutivo. Nei sistemi presidenziali il presidente e i ministri nominati dal presidente vengono eletti direttamente dai cittadini, nei sistemi parlamentari eleggiamo solo i rappresentanti, no, in Parlamento che quindi detengono il potere legislativo e il potere esecutivo appunto in mano a un Presidente del Consiglio o un Primo Ministro, nel caso britannico per esempio, che poi è l'archetipo del sistema parlamentare, che ha in qualche modo un elemento di rappresentanza secondaria rispetto al Parlamento. Ora, in alcuni
sistemi, come per esempio in Germania o nel Regno Unito, viene eletto dal Parlamento. Il meccanismo italiano in questo è un po' più complesso, per cui in realtà il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica, al quale il Presidente della Repubblica a sua volta nomina un Presidente del Consiglio che chiede il voto di fiducia alle Camere. Al di là di questo meccanismo che tutti conosciamo, questa è una cosa che ci deve far riflettere su alcune cose, cioè il fatto che è vero che nel nostro sistema parlamentare il governo e il Presidente del Consiglio che lo guida non sono eletti dai cittadini. Questo non significa che non ci sia un elemento di rappresentanza. Rappresentanza sarà un tema che tornerà, insomma, perché la crisi della rappresentanza è la crisi che stiamo vivendo e la rappresentanza è l'elemento centrale, okay, dei sistemi democratici, liberali, occidentali in cui ci troviamo. Quindi dire che un Presidente del Consiglio non è eletto non vuol dire nulla in un sistema parlamentare, ma anche fingere che non ci sia in qualche modo il bisogno che il Presidente del Consiglio, il governo, chi detiene il potere esecutivo sia rappresentativo della volontà dei cittadini che è uscita dalle elezioni è altrettanto falso, perché non funziona così. Il Presidente della Repubblica, se leggiamo la Costituzione, potrebbe nominare come Presidente del Consiglio chiunque in maniera arbitraria, ma ovviamente questo chiunque non avrebbe mai la fiducia del Parlamento e quindi è evidente che c'è un meccanismo di rappresentanza per quanto non ci sia un'elezione diretta. Ora questo ci porta appunto al fatto dei Presidenti del Consiglio, spesso nella stampa quotidiana usiamo la parola inglese premier, semplicemente perché essendo più corti ci stanno i titoli, ok? È l'unico motivo per cui normalmente si usa premier. Nella storia della Repubblica Italiana è successo 7 volte che è diventato Presidente del Consiglio qualcuno che non è eletto, cioè qualcuno che non era in Parlamento in quella legislatura. Nel 93 con Carla Azeglio Ciampi, nel 95 con Lamberto Dini, nel 2000 con Giuliano Amato, nel 2011 con Mario Monti, nel 2014 con Matteo Renzi, Giuseppe Conte 2 volte ovviamente, perché ha avuto 2 governi consecutivi, no? Uno fra il 2018 e il 2019 e uno fra il 2019 e il 2021, e ora Mario Draghi. Ora, questo significa che questi sono i Presidenti del Consiglio non parlamentari e quindi questi sono i governi tecnici? In realtà, se andiamo a guardare un po' più in profondità, non sono 7 governi tecnici. Okay? Se guardiamo nel 2000 Giuliano Amato era un importante politico del centro-sinistra, in quel momento non era in Parlamento, il centro-sinistra cambiò Presidente del Consiglio, perché chi c'era fino a quel momento là, c'era Massimo D'Alema, si era dimesso dopo una sconfitta alle regionali e scelse un altro esponente all'interno di uno schieramento, ma era un governo del tutto politico, fatta una coalizione di centrosinistra, con una maggioranza politica di centrosinistra, ministri, e un Presidente del Consiglio che comunque era un politico Amato, pur non essendo in quel momento in Parlamento. 2014 Matteo Renzi, beh sì, Matteo Renzi in quel momento non era in Parlamento, ma era segretario del PD, era il capo del primo partito del paese, quindi non si può certo dire che fosse un governo tecnico, era un governo primariamente politico. Semplicemente Matteo Renzi diventò leader del PD dopo le elezioni, quando era ancora sindaco di Firenze, e quindi diventò Presidente del Consiglio senza stare in Parlamento. Era ovviamente un governo del tutto politico. Come del tutto politici sono stati i 2 governi guidati da Giuseppe Conte. Giuseppe Conte, è vero, non era in Parlamento, era un professore universitario di giurisprudenza alle elezioni del 2018, ma era stato fin dall'inizio indicato al Movimento 5 Stelle, già prima delle elezioni, come membro della squadra di governo che il Movimento 5 Stelle avrebbe designato se avesse vinto le elezioni. Il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito delle elezioni del 2018, non avendo la maggioranza assoluta in Parlamento, ha formato una coalizione con la Lega guidata da una persona di fiducia scelta dal Movimento 5 Stelle, come era Giuseppe Conte. Quindi anche in questo caso l'idea di governo tecnico in qualche modo non rende. Ora, se eliminiamo questi 3 casi, che appunto in realtà vediamo che si tratta di esponenti politici, andiamo un po' su quelli che sono stati davvero i governi tecnici nella storia di questo paese. Ciampi nel 93, Dini nel 95, Monti nel 2011 e ora Mario Draghi. E in qualche modo, andando per esclusione, possiamo capire un po' meglio cos'è un governo tecnico. Fondamentalmente, poi insomma, in realtà nella disciplina, nella scienza politica sono un po' più complicate le definizioni, ma fondamentalmente quando si parla di governi tecnici negli articoli accademici li si definisce technocrat-led, cioè governi guidati da un tecnocrate, guidati da un tecnico. E infatti normalmente per governo tecnico intendiamo governi che sono guidate da persone che sono esterne al principale strumento di rappresentanza delle democrazie occidentali, che sono i partiti. Fondamentalmente il governo tecnico è un governo
che è guidato da una persona che non è rappresentativa di un partito. E che questo è successo solo 4 volte nella storia di questo paese. Ora, questo è interessante perché capiamo che quello che caratterizza un governo tecnico è in qualche modo l'estraneità della persona che li guida ai partiti che non abbiamo citato quando stavamo descrivendo il nostro sistema parlamentare, partiti che non sono un elemento del nostro sistema costituzionale, ma che in realtà, come vedremo fra poco, sono quello che tiene insieme poi tutto il sistema. Ora, è normale o non è normale? Abbiamo visto ovviamente che quindi è perfettamente legale che ci sia un governo tecnico, non c'è nessun colpo di Stato. Sono 4 volte nella storia di questo paese in cui semplicemente il Presidente della Repubblica, quando doveva dare l'incarico a una persona di formare un nuovo governo e quindi nominare un Presidente del Consiglio, ha scelto una persona che non era in Parlamento. O come Mario Monti, in realtà che era in Parlamento da pochi giorni, essendo stata nominata come senatore a vita dallo stesso Presidente della Repubblica, ma che comunque non era stato eletto in Parlamento e non faceva parte di partiti. Tutto perfettamente legale, perché poi è arrivato un voto di fiducia da parte del Parlamento a confermare la fiducia al governo, quindi nessun colpo di Stato, ha sicuramente un'anomalia. Un'anomalia perché? Perché c'è sempre questo elemento di rappresentatività sostanziale, cioè il fatto che il governo, pur non essendo eletto, deve in qualche modo rispondere a una maggioranza parlamentare uscita dalle urne. E questo chiaramente nel caso dei governi tecnici si tratta di persone che invece non sono sottoposte a questo voto. Quindi ripeto, nessun colpo di Stato, tutto perfettamente legale, ma certo un meccanismo un po' strano. 2 ricercatori, McDonnell e Valbruzzi, qualche anno fa, nel 2014, hanno fatto una ricognizione sui governi tecnici nella storia d'Europa. L'articolo del 2014, fra il 1945 e il 2013 ci sono stati in tutta Europa 24 governi tecnici, quindi pochissimi se pensiamo insomma, a tutti i governi di tutti i paesi dell'Unione Europea in questi 70 anni, e se vediamo in realtà, se andiamo a vederli, sono quasi tutti in qualche modo nell'Europa centro-orientale, nell'Europa post-comunista dopo la transizione degli anni 90, no? 3 volte in Bulgaria, 2 volte in Repubblica Ceca, 1 volta in Ungheria, 5 volte in Romania. In realtà, al di là appunto di questi casi legati anche alla transizione politica che ha vissuto l'Europa centro-orientale negli ultimi decenni, l'Italia ha avuto appunto 3 in quel caso, perché la Ciampi di Monti è stato il governo Draghi, c'è stato 2 volte in Portogallo, 5 volte in Grecia, 3 volte in Finlandia, mai in Germania, mai in Francia, mai nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, nel Belgio, cioè nelle democrazie occidentali è un'anomalia rarissima, ok? È una cosa che, ripeto, è successa qualche volta nella storia di alcuni paesi europei, ma è molto lontana dall'essere la normalità democratica. In un paese come la Francia, come la Germania, come il Regno Unito, sarebbe abbastanza impensabile, pur essendo sempre tecnicamente possibile, avere un governo di questo tipo. E quindi arriviamo a questo, il governo tecnico non è né un golpe né la normalità, è una cosa perfettamente locale, legale, ma certamente è un'anomalia democratica in qualche modo, il segno è che qualcosa si è inceppato nel nostro sistema, che le cose non stanno funzionando come dovremmo. Ora, il problema è la rappresentanza in termini sostanziali, ripeto, non il fatto che sia sospesa la democrazia o così via, ma che i nostri sistemi rappresentativi vivono delle difficoltà. Il problema è la rappresentanza, perché il problema è la rappresentanza da sempre, strutturalmente. Noi viviamo in un sistema appunto parlamentare, ma il Parlamento non è di per sé democratico. Questa è una foto, un ritratto del cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, il Parlamento inglese, che è il Parlamento per antonomasia, no? Il Parlamento a cui poi si sono ispirati tutti i vari sistemi parlamentari dell'Occidente. Il Parlamento inglese fino al 1918 non aveva il suffragio universale, anche nel 1918 in realtà il suffragio universale è solo maschile, insomma, bisogna aspettare qualche anno in più perché possano votare anche le donne, ma ancora per tutto l'Ottocento è eletto su base molto limitata e censitaria. Il Parlamento e le elezioni di per sé non sono sinonimo di democrazia, il Parlamento è sinonimo di un governo rappresentativo. Di chi è questa rappresentanza e quanto è democratica è una cosa che chiaramente vive delle dinamiche che sono particolari.
la democrazia rappresentativa come noi la conosciamo, la democrazia liberale, in realtà non è una cosa molto antica. Nella maggior parte dell'Europa è un fenomeno novecentesco. La democrazia liberale, la democrazia rappresentativa è una cosa che caratterizza il XX secolo. Appunto, il suffragio universale nel Regno Unito nel 1918, le prime elezioni del suffragio universale maschile in Italia sono quelle del 1919, ancora una volta dopo la prima guerra mondiale, sistemi parlamentari che in realtà esistevano da molto prima, ok, i sistemi parlamentari liberali diventano democratici in questa fase. E diventano democratici in qualche modo con l'intervento di un soggetto, che appunto ho citato en passant prima, che sono i partiti. I partiti non fanno parte, la maggior parte delle volte, delle Costituzioni, non sono scritti in Costituzione, ma sono un sistema di rappresentanza. E sono un sistema che serve a democratizzare la rappresentanza. La rappresentanza è sempre in qualche modo una forzatura della democrazia. Io eleggo un rappresentante, come posso sapere che questo rappresentante farà in qualche modo i miei interessi e la mia volontà? L'unico modo che ho io di controllare questo rappresentante è che io e lui siamo parte della stessa organizzazione che decide insieme quali sono le linee politiche e per cui quello che un rappresentante farà all'interno del Parlamento è stato democraticamente deciso in un contesto più ampio. E questo è lo strumento dei partiti. Partiti che sono il grande protagonista della democrazia del Novecento. Le elezioni del 1919 in Italia vedono il trionfo di due partiti che prima avevano praticamente nessuna rappresentanza parlamentare, che sono il Partito Socialista, che poi avrà come scissione il Partito Comunista, e il Partito Popolare, che poi dopo la Seconda Guerra Mondiale diventerà la Democrazia Cristiana, quindi in qualche modo un partito su base di classe, no? Sulla base della classe lavoratrice, e un partito su base religiosa, appunto della confessione cattolica, che rappresentano masse che erano state fino a quel momento escluse dal nostro sistema rappresentativo e col suffragio universale entrano. Ora, la democrazia italiana dura 3 anni dopo quelle elezioni perché appunto arriva il fascismo, così come in molti paesi proprio la grande esplosione democratica successiva alla seconda guerra mondiale porterà a torsioni autoritarie, okay? Proprio per reazione a questa innovazione democratica che spaventava molti. Non è un caso che invece dove la democrazia tiene, che è nel Regno Unito, in Francia, eccetera, sono poi i pilastri di quelli che sarà la guerra contro fascismo e nazismo nella seconda guerra mondiale. Ora è interessante perché i partiti sono appunto uno dei principali strumenti della democrazia organizzata. Hanno diverse funzioni, non voglio entrare nel dettaglio, ripeto, quello di aggregare in qualche modo interessi e opinioni, quello di vincolare, anche sicuramente il vincolo di mandato, per esempio la nostra Costituzione è vietato, quindi nessuno può obbligare un parlamentare a votare in un certo modo, ma sicuramente è normale che un parlamentare, che le scelte che vengono fatte in Parlamento vengano guidate da decisioni che sono prese da un'organizzazione di massa, cioè il partito. Ovviamente il partito non è l'unica, no? Strumento di luogo della rappresentanza e non è neanche l'unico quindi elemento delle democrazie moderne. La rappresentanza, per esempio, è anche rappresentanza sociale. Questa foto è una foto della famosa Sala Verde di Palazzo Chigi, no? Che viene molto spesso rappresentata nei telegiornali perché è la sala in qualche modo delle trattative fra le cosiddette parti sociali, appunto, sindacati, la Confindustria, una rappresentanza sociale, quindi non su base politica, non su base di in qualche modo opinione, visione politica, ma su base invece di appartenenza di classe, professionale, comunque di aggregazione sulla base della società. Anche questi sono meccanismi di rappresentanza. Non è un caso che sono meccanismi di rappresentanza che qualche volta fanno anche da supplenza alla rappresentanza politica. Se noi pensiamo al primo governo tecnico della storia d'Italia, il governo Ciampi del 93, quindi per la prima volta l'Italia era governata non da un rappresentante di un partito democraticamente eletto, ma da una persona che fino a poco tempo prima era il governatore della Banca d'Italia, uno dei primi atti che farà il governo Ciampi sarà un famoso accordo, appunto il protocollo del 93, fra sindacati e Confindustria, prendendo tutta una serie di decisioni, tra l'altro particolarmente importanti, la politica economica del paese. Ora, questo è un elemento che non è casuale, ok? Anche appunto chi non è eletto, come i sindacati, la Confindustria, eccetera, rappresenta qualcuno, rappresenta pezzi di società e molto spesso, ripeto, fa da supplenza o comunque anche da complemento ai meccanismi della rappresentanza politica parlamentare in senso stretto.
E poi c'è la politica non rappresentativa, ci sono i movimenti, c'è il conflitto sociale, che non ha direttamente uno sbocco in Parlamento, i cui rappresentanti non vengono convocati nella sala verde di Palazzo Chigi quando è ora di prendere le decisioni, ma che vivono nella dialettica politica quotidiana, che determinano molto. Pensiamo a grandi cambiamenti nella storia del nostro paese, pensiamo al divorzio, all'aborto, pensiamo a tante cose, sono state conquistate anche sulla base di grandi movimenti di opinione che non hanno un elemento di rappresentanza in senso stretto, perché la logica della protesta è una logica di partecipazione politica diretta, no? Vado direttamente in piazza a chiedere quello che penso, però molto spesso rappresentano chiaramente correnti d'opinione che sono più vaste e rappresentano in qualche modo un altro meccanismo di partecipazione democratica. Ora il problema è che siamo in una fase ormai da diversi decenni, questa è una cosa veramente che è riconosciuta unanimemente in scienza politica, di crisi della rappresentanza. C'è un working paper molto famoso di Peter May, che è stato uno dei più importanti scienziati politici europei, è morto pochi anni fa, che pubblicò appunto per il Max Planck, per la serie working paper del Max Planck Institute di Colonia, ancora nel 2008, okay, quindi all'inizio della crisi economica, un saggio in cui diceva: guardate, il problema delle democrazie contemporanee è che c'è sempre più spesso una tensione crescente fra la rappresentanza e la responsabilità. Cioè lui diceva fondamentalmente i governi delle democrazie liberali devono essere allo stesso tempo rappresentativi e responsabili. Cioè, devono rispondere alla volontà popolare, portare all'interno delle istituzioni, appunto i partiti devono portare all'interno delle istituzioni le istanze che vengono dalla popolazione, le istanze che vengono dal basso, desideri di cambiamento, programmi, idee, e allo stesso tempo devono essere responsabili, cioè devono mettere in campo policy efficaci, okay, che mantengono l'andamento del sistema economico, il sistema di relazioni in crisi del paese, eccetera. E tenere insieme queste due cose è uno dei compiti principali dei partiti. Ancora, il partito che non esiste nello scheletro del sistema parlamentare che mostravo prima, però tiene insieme le varie cose, perché i cittadini sono iscritti a un partito, i parlamentari rappresentano il partito, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri sono rappresentanti dei vari partiti, si vive in qualche modo, si costruiscono linee politiche comuni dentro e fuori le istituzioni, quindi si è allo stesso tempo rappresentativi e responsabili. Ora, quello che è successo negli ultimi decenni in gran parte dell'Occidente, spiega Meir, rende sempre più difficile tenere insieme queste due cose. È sempre più difficile che un partito riesca a essere allo stesso tempo un'efficace rappresentanza della volontà popolare e un governo responsabile, efficace in termini di policy. Questo ovviamente per una serie di motivi. Uno di questi è l'indebolimento delle strutture organizzative dei partiti. I sistemi delle democrazie liberali occidentali del Novecento erano caratterizzati da grandi partiti di massa, caratterizzati da grandi organizzazioni, molto diffusi in tutta la società, con le loro sezioni, i loro circoli in tutti i quartieri, i loro paesi, con grandi legami con le organizzazioni sociali, la Chiesa, il sindacato, le cooperative, l'associazionismo, con grandissime quantità di iscritti, ok? Mentre credo che fra le persone che siamo qua stasera, se chiedessi quanti sono iscritti ai partiti, poi magari qualcuno me lo dirà dopo, credo che siano pochissimi, ok? E nel nostro paese, come in realtà in buona parte dei paesi occidentali, il numero di iscritti ai partiti è crollato negli ultimi anni. Questo chiaramente rende molto più difficile rappresentare, okay? la volontà popolare, perché non ci sono in qualche modo le radici nella società. È anche sempre più difficile in qualche modo tenere insieme proprio rappresentanza e responsabilità, perché le scelte dei governi sono anche sempre più vincolate. Ora, ovviamente l'Unione Europea è un caso particolare, no? Di un meccanismo sovranazionale che vincola molte scelte, certe cose non si possono fare all'interno dell'Unione Europea perché ci sono dei trattati che sono stati firmati da governi precedenti, quindi un nuovo governo che arriva chiaramente non può fare quello che vuole, deve in qualche modo stare all'interno di un sistema di regole molto preciso, ma pensiamo anche a dinamiche molto più grandi, pensiamo a dinamiche come la globalizzazione, ok? Se oggi un governo volesse cambiare radicalmente il sistema economico
in un contesto di fortissima interdipendenza economica con altri paesi, in realtà molto probabilmente non lo potrebbe fare. Vivrebbe una fuga di capitali, succederebbero cose chiaramente molto sgradevoli per il sistema economico. È sempre più difficile chiaramente che un governo abbia la possibilità di fare questo. O pensiamo a un altro elemento che sono le privatizzazioni. Che sono una cosa che è successa in realtà in buona parte dei paesi d'Europa occidentale, in Italia in forma ovviamente più radicale che in altri paesi, ma non è che siamo stati gli unici a fare le privatizzazioni. Non è che se il governo oggi decidesse una nuova politica energetica, potrebbe farlo solo fino a un certo punto, perché una parte della politica energetica è controllata da enti che nel frattempo sono diventate aziende private. Faccio un esempio anche molto locale, no? So, per esempio a Padova si sta discutendo dell'ampliamento, una nuova linea dell'inceneritore e così via. Ho letto sui giornali questa cosa. Mi pare di aver capito anche che l'amministrazione comunale non è molto d'accordo, ma mi pare di aver capito che l'amministrazione comunale non è molto d'accordo, ma ha poca voce in capitolo, perché l'inceneritore non è in capo all'amministrazione comunale in senso stretto, ma un'azienda partecipata era, di cui sono partecipati poi anche di cui sono appunto componenti anche altri comuni e così via, e quindi la possibilità da parte di chi è democraticamente eletto a governare un territorio di in realtà cambiare radicalmente la realtà è ovviamente molto limitata rispetto a prima. Però non voglio andare troppo, poi ci sono chiaramente le dinamiche di lungo periodo, sentiamo nel meccanismo, nell'idea un po' più sociologica, l'idea di individualizzazione crescente, quindi la maggiore difficoltà da parte dei cittadini di subordinare la propria identità a grandi appartenenze collettive. Okay? Per esempio, è molto più raro che i partiti oggi abbiano una grande coesione ideologica e quindi è molto più normale che le persone votino partiti diversi in ogni elezione. C'è un indicatore che gli scienziati politici misurano che è la volatilità elettorale, quindi quanta percentuale degli elettori dell'elezione precedente voterà per quel partito anche alla prossima. Nella prima Repubblica fino agli anni 90 in Italia la volatilità elettorale andava fra il 2, il 3 e il 4%, la stragrande maggioranza delle persone votava sempre per gli stessi partiti. Ora la volatilità elettorale è molto più alta, okay? Perché c'è anche meno adesione ideologica nei confronti di un partito. Ancora una volta questo può essere visto chiaramente come un elemento positivo, di maggiore emancipazione individuale, no, degli elettori e delle loro scelte, ma certo rende più difficile ai partiti di avere questo ruolo di forte rappresentanza. Ora, chiaramente, per tornare a quello che dicevamo prima, questa tensione fra rappresentanza e responsabilità porta poi alcune volte a polarizzazioni. Quando ci si polarizza sul lato della responsabilità, e quindi non è importante che il governo sia rappresentativo, l'importante è che porti a casa policy efficaci che mantengano l'andamento del paese. Il massimo esempio di questo sono appunto i governi tecnici. L'attuale governo, per esempio, è stato vissuto da molti, in realtà prima della sua composizione, poi alcuni ministri politici hanno fatto cambiare idea a molti, soprattutto agli inizi, come il governo dei competenti, perché comunque Draghi è una persona che ha un curriculum molto forte e così via, un governo che quindi è capace di fare policy efficaci da questo punto di vista. Ovviamente il governo tecnico è molto lontano invece dall'idea della rappresentanza, cioè la capacità di rappresentare appunto le istanze della popolazione che si sono espresse attraverso le elezioni. Il massimo della rappresentanza e il minimo della responsabilità, per farla veramente molto brutale, è l'idea del populismo. Il populismo è in qualche modo la risposta alla promessa incompiuta della rappresentanza democratica, l'idea dell'assoluta rappresentanza e che quindi ci si possa liberare della distinzione fra rappresentanti e rappresentati, che il popolo possa prendere il potere appunto disintermediando questo rapporto e cacciare la vecchia elite e realizzare tutto il possibile. E non è un caso che negli ultimi anni abbiamo visto in Italia diversi governi tecnici e abbiamo vinto anche grandi andate populiste. Okay? Abbiamo visto la grande transizione insomma, della Seconda Repubblica, abbiamo visto tentativi di costruzione del consenso sulla base di leadership carismatiche. Okay? Scoli, Renzi, ovviamente nel periodo del Movimento 5 Stelle è il caso più celebre e in qualche modo radicale di populismo nel nostro paese, ma non solo, abbiamo visto chiaramente populismo a destra, come nel centro-sinistra della politica, l'idea dell'adesione in qualche modo a leadership carismatiche per disintermediare il rapporto fra rappresentati e rappresentati. Ora, la cosa interessante, e su questo veramente non voglio farla troppo lunga, è che questo porta anche a consumare molto queste leadership.
Per dire, questo è l'andamento elettorale del Partito Democratico nell'ultimo decennio. Okay? Inizio, vediamo un'esplosione di consenso alle europee del 2014 all'apice del renzismo e poi un crollo molto rapido. Vediamo un ciclo non molto distante se guardiamo i risultati elettorali del Movimento 5 Stelle. Nel 2008 addirittura non esisteva, ok? Nel 2013 si presenta la prima volta alle elezioni politiche e prende il 25%, arriva a quasi un terzo degli elettori alle politiche nel 2018, alle europee nel 2019 perde quasi il 50% dei propri voti. Ora, questo non è ancora successo alla Lega, se ci fermiamo alle europee del 2019, ma se vediamo il trend dei due precedenti e ci sommiamo un po' i sondaggi di questi mesi, vediamo in realtà un ciclo molto simile. Okay? L'idea è in qualche modo che ci sia anche un consumo molto rapido, okay, di consenso, proprio perché si arriva sull'onda di una grande volontà di rappresentanza, si viene poi costretti dai meccanismi della responsabilità a deludere una parte di questa domanda di rappresentanza e il meccanismo, ok, si inceppa. Chiudo dicendo che questo è un meccanismo che caratterizza quasi tutte le grandi democrazie europee. Pensiamo a un caso come la Francia, okay, dove alle ultime presidenziali sono andate al ballottaggio Emmanuel Macron, che poi ha vinto, e Marine Le Pen, due persone che non fanno parte dei due grandi partiti che si erano sempre contesi la politica francese, il governo della Repubblica francese negli ultimi decenni, no? Il partito socialista e il mondo gollista, insomma repubblicano nelle sue varie forme. In Italia però questo ha avuto una dinamica più radicale che in altri paesi europei, perché l'Italia arrivava già da una grande crisi politica, quella degli anni 90, che ha portato al crollo della Prima Repubblica, quindi al sistema di partiti consolidato, e l'Italia viene comunque da ormai quasi 30 anni di transizione politica incompiuta. Dal 45 al 92-93 l'Italia ha avuto un sistema politico tutto sommato stabile, addirittura troppo stabile, okay? Perché c'era l'idea che fosse un sistema bloccato, che quindi solo la democrazia cristiana potesse essere al governo e non ci fosse la capacità di avere un'alternanza al governo del paese, però comunque con una sua stabilità. Dopo quella fase si sono vissute invece in qualche modo una continua transizione con partiti che si sciolgono, si diffondano, si scindono e così via. Non so quanti di noi hanno avuto la possibilità di votare per 2 o 3 elezioni in seguito lo stesso simbolo, a molti non è capitato, e questa in qualche modo è anche proprio la transizione incompiuta della democrazia italiana, che dalla crisi del sistema dei partiti della Prima Repubblica non ha ancora trovato un suo approdo. Questo provoca, insieme anche a tutte le dinamiche che dicevo prima, legate anche alla crisi economica, probabilmente c'è anche una base materiale e socio-economica che ora non ho avuto tempo di toccare, ma magari insomma nel dibattito ci arriviamo, intorno a questa crisi, porta chiaramente anche alle dinamiche di questi anni, all'esplosione di una forza come il Movimento 5 Stelle, che appunto nel 2008 non esisteva e nel 2013 è il terzo partito del paese, nel 2018 è il primo, okay? Che appunto poi va al governo con due formule politiche molto diverse all'interno della stessa legislatura, e appunto il fatto che si arrivi a un governo tecnico, quindi governo pure perfettamente legale, un'anomalia democratica. Ecco, credo che questa sia la cosa che dovrebbe farci riflettere. Credo che l'occasione del governo tecnico potrebbe essere un'occasione in cui riflettiamo in qualche modo su ciò che funziona e ciò che non funziona nei nostri meccanismi di rappresentanza, e anche di come costruire un sistema di rappresentanza in qualche modo in grado di dare stabilità, ma anche appunto agibilità democratica al nostro paese. E tornati al Draghi rettiliano, su cui vi saluto. Grazie mille Lorenzo, veramente una trattazione molto chiara, interessante. Aprirei ora il dibattito, diciamo, anche se in questa modalità così online, e lascerei in particolare innanzitutto la parola a Filippo, un nostro un partecipante che ha scritto in chat una domanda che vorrebbe porti lui stesso, e visto che siamo in pochi, insomma, glielo consentiamo. Vediamo se riusciamo. Ecco qua. Grazie Lorenzo.
per questa trattazione molto illuminante. Io volevo un attimo ragionare sull'identità poi di chi sono questi tecnocrati, nel senso che non credo sia sfuggito a nessuno che almeno nel caso italiano, infatti mi piacerebbe capire se è vero anche nei casi degli altri paesi, francamente io non lo so, cioè tutti questi tecnocrati sono di fatto banchieri, cioè sono o comunque sono tecnocrati del mondo finanziario bancario. Quindi in qualche modo la crisi o quella che viene la crisi reale o percepita della democrazia che ci porta a uscire dalla logica dei partiti e ad affidarci a questi tecnici è quasi sempre percepita, al di là del fatto che lo sia davvero, come una crisi economica. Quindi il pensiero che c'è dietro a me pare che sia che appunto che quando la situazione è una situazione emergenziale della democrazia, tutto il resto della politica viene un attimo messo da parte e il governo di un paese si riduce al governo dei suoi conti. Il che io personalmente, ma poi è l'opinione mia, come dire, una visione della politica che trovo molto limitata e limitante. E volevo capire, uno, cosa ne pensi, e due, se questo, che è un fatto molto italiano, è verificato anche nei governi tecnici di altri paesi. Grazie. Ma sì, ovviamente sì, nel senso la razionalità economica è lo spirito dei tempi, ok? Cioè proprio l'idea che in qualche modo far funzionare l'economia sia il compito. C'è una persona che conoscevo qualche anno fa diceva: ma se la politica fosse semplicemente amministrazione, in cui dobbiamo semplicemente eleggere chi ci amministra e non è importante la visione politica, possiamo consegnare il governo a McKinsey e farlo fare a loro. Esistono grandi società di consulenza che hanno l'amministrazione come core business perché perdere tempo in elezioni. E il meccanismo, adesso ovviamente questa è una provocazione, il meccanismo del governo tecnico è chiaramente il trionfo della razionalità economica, no? Secondo cui appunto c'è un modo di condurre, appunto il tenere bene i conti, che non risponde a interessi sociali, visioni politiche, eccetera, ma è la buona amministrazione, il buon governo. Poi in realtà, e questo ovviamente è tipico dei governi tecnici in generale, sicuramente questi di tecnocrazia e di tecnocrazia economica. Ha fatto però una distinzione fra i 4 governi tecnici della storia d'Italia. In realtà l'anomalia è Monti, perché Monti è un professore, non è un banchiere. Monti è un economista, un accademico e anche un governo fatto molto da accademici, no? Pensiamo a Elsa Fornero, insomma, è un governo principalmente di accademici. Mentre invece Ciampi, Dini e Draghi hanno un'origine comune, che è la Banca d'Italia. E qui c'è un elemento anche ulteriore rispetto all'idea della razionalità economica, che è l'apparato dello Stato. Ora, quando i complottisti dell'estrema destra parlano del deep state, ok, che influenza, che governa nel segreto, ovviamente estremizzano in maniera caricaturale una cosa verissima e assolutamente normale, cioè che le burocrazie statali esistono e fortunatamente esistono anche perché assicurano la continuità amministrativa e il fatto che il paese funzioni. Questo comporta in qualche modo che alle burocrazie statali venga affidato quel ruolo che un tempo si definiva di riserva della Repubblica, ok? E che in Italia, ovviamente con una burocrazia statale in realtà che è sempre stata anche molto debole, eccetera, la Banca d'Italia ha molto spesso espresso come una burocrazia statale che unisce anche questo elemento di razionalità economica e anche un certo consenso popolare di affidabilità, e quindi in qualche modo quando serve la persona ci si rivolge alla Banca d'Italia, anche perché ovviamente nel 93 noi eravamo in mezzo a una crisi monetaria, ok? E quindi il salvatore della lira ovviamente era il governatore della Banca d'Italia. Ora veniamo da un'altra crisi monetaria, appunto, in realtà una crisi di debito pubblico che è stata governata anche dalla BCE attraverso la leva monetaria. Questo anche nell'immaginario crea molto il fatto del banchiere centrale, il banchiere pubblico come salvatore della patria. Ecco, per non farla troppo lunga, se si parla nel contesto generale, sicuramente la razionalità economica è quella dominante. In Italia c'è questa particolarità in più, non solo economista, ma proprio banchiere pubblico, salvatore della moneta. Ok, ciao. Posso fare una domanda? Allora, prima, se ho seguito bene, insomma, il discorso, dicevi che il populismo
ha in qualche modo massimizza la rappresentanza e minimizza la responsabilità. E questa, diciamo, scarsa responsabilità a volte si accompagna, essendo poco responsabile, con delle politiche scellerate o comunque delle proposte non sostenibili poi nella pratica. E alla fine, diciamo, la colpa ultima di questa viene data ai votanti che hanno votato dando le loro preferenze a dei politici che proponevano un programma politico che non poteva stare in piedi. E quindi da lì parte poi una sorta di interrogazione sulla sensatezza del suffragio universale poi al voto. E quindi mi chiedo, cioè, diciamo una doppia domanda, cioè quanto pericoloso è mettere in discussione il suffragio universale e se comunque c'è un gruppo specifico di persone facile da identificare al quale poter attribuire qualche tipo di colpa. Sì, beh, allora, ovviamente io sono convinto che questa retorica, appunto, che tu hai ben descritto, che ormai è diffusa, secondo cui, appunto, il problema è che la gente è ignorante e quindi vota male e dovremmo in qualche modo limitare il suffragio universale e bisognerebbe dare una patente per poter votare. Io ho sempre detto che sono molto d'accordo e che toglierei la patente di voto solo a chi sostiene che c'è bisogno di una patente per cui votare, perché sono persone che non dovrebbero avere il diritto di votare, visto che la vogliono negare ad altri. Ovviamente credo che qualsiasi messa in discussione del suffragio universale sia estremamente pericolosa, anche quando non ha alcuna ovviamente possibilità reale di essere concretizzata, come nel nostro mondo, nessuno ha idea di togliere davvero il suffragio universale, ma il fatto che domini a livello retorico produce comunque conseguenze. E quindi si crea l'idea comunque che c'è bisogno di un governo dei competenti e che gli elettori sono scemi. Ho visto cose in queste settimane di discussione sul governo tecnico abbastanza inquietanti, no? Cioè, meme che giravano, anche giornalisti autorevoli che dicevano: pensate che Mario Draghi si deve abbassare a chiedere il voto di fiducia a Danilo Toninelli. Io non ho mai votato per il Movimento 5 Stelle e non sono un grande fan di Danilo Toninelli, ma la democrazia funziona così. Cioè, delle persone sono state elette in Parlamento e il governo chiede la fiducia al Parlamento. Credo che diventare adulti comporta anche rendersi conto che la maggior parte delle persone la pensano diversamente da me e che quindi in Parlamento c'è una maggioranza di persone che non ha votato e questo non comporta che non siano degni di stare là dentro, qualsiasi sia la mia opinione. Quindi credo che sì, ovviamente ci sia un elemento pericoloso su questo. Questo ovviamente non significa che non ci siano delle derive preoccupanti nella politica, pensiamo appunto alla grande ondata reazionaria di estrema destra che vivono molti paesi e che non ci sia bisogno di lavorare per un'opinione pubblica e un elettorato informato, ovviamente che sia in grado di fare scelte consapevoli. Quello che però la ricerca ci mostra è che l'unico strumento di alfabetizzazione democratica efficace è la partecipazione democratica. Solo meccanismi di organizzazione, partecipazione, attivazione, duraturi nel tempo, eccetera, producono alfabetizzazione democratica e capacità di partecipare. E quindi credo che veramente anche ognuno di noi nel proprio costruire occasioni, costruire organizzazione, non so come dire, sul proprio luogo di lavoro, il sindacato, l'associazione, qualsiasi cosa, è l'unico modo veramente in cui in qualche modo si impara la partecipazione. Dopodiché ci sono questioni strutturali però, non so come dire, viviamo in una fase che è anche particolarmente complicato in qualche modo per i partiti riuscire a soddisfare la domanda dell'elettorato per via anche di vincoli, della globalizzazione, delle dinamiche globali e così via. Quindi io credo che ci sia anche un elemento proprio strutturale di populismo per cui resterà a lungo. Non so come dire, io non credo che sia una malattia il populismo, credo che sia un sintomo della malattia, cioè la rappresentanza che non funziona tanto bene. E finché non si trova un nuovo equilibrio, che non è detto che ci sia o che sia quello a cui siamo abituati, il populismo comunque continuerà a riemergere come è naturale che sia.
Grazie Lorenzo. C'è un'altra domanda legata a questo tuo ultimo, diciamo, intervento, su quale sarebbe la legittimità adesso della rappresentanza sociale. Sì, non sono sicuro. Io prima alla rappresentanza sociale mi riferivo soprattutto al sindacato, appunto alle forme di rappresentanza, in qualche modo non strettamente politica parlamentare. Non so se lei si riferisce a questo. Sicuramente vive una fase di crisi tanto quanto quella politica, se non di più. In particolare nel nostro paese, ogni volta che si fanno, a me capita ogni tanto, no, di fare i sondaggi, le indagini campionarie e così via sulla fiducia nei confronti delle istituzioni politiche, il sindacato è sempre a livelli bassissimi, anche rispetto alle organizzazioni politiche, in parte per colpe proprie, in parte per colpe non proprie, però questo è un fatto, è un problema ovviamente grosso, anche proprio perché in fasi di crisi della rappresentanza politica molto spesso la rappresentanza sociale si trova a avere questo ruolo di supplenza, se non c'è neanche quello è problematico. Non è un caso che abbiamo visto anche per esempio, una delle caratteristiche di molte forme di populismo, non tutte, ma per esempio il Movimento 5 Stelle, è anche quello di forte antagonismo nei confronti della rappresentanza sociale. Il Movimento 5 Stelle, anche nelle sue forme in qualche modo più progressiste e parzialmente di sinistra, comunque è sempre stato molto antisindacale, perché l'idea che la rappresentanza sociale organizzata fosse in qualche modo un'anomalia rispetto all'uno vale uno, alla disintermediazione e così via. E questo crea ovviamente grandi problemi. Questo ovviamente non sono in grado di affrontarlo compiutamente ora in poco tempo, però la crisi del sindacato e non solo il sindacato, anche le organizzazioni datoriali. Cioè, chi fa sindacato sa bene quando va a fare le trattative, si trova molto spesso anche Confindustria che non rappresenta più la sua stessa base. E ovviamente questo è un problema, perché si fanno accordi che poi non hanno concretezza nella società. Lorenzo, ho una domanda sulla questione di rappresentanza e responsabilità. Tu dicevi che sempre più negli ultimi anni i politici sono legati dal punto di vista della responsabilità per accordi internazionali e questioni che non possono in qualche modo, non hanno la libertà di scegliere qualunque tipo di politica. E questa cosa nell'Unione Europea è in qualche modo palese, no? E il populismo nasce anche, come dicevi tu, perché dal fatto che la gente si sente senza questa possibilità di scegliere, quindi vuole in qualche modo mandare un po' tutto a puttana e dire scegliamo un populista, uno che possa spostare tutto dall'altra parte. Ovviamente questa cosa non funziona perché il Movimento 5 Stelle non ce la sta facendo, non ce la sta facendo a portare avanti questo tipo di rappresentanza, ma mi chiedo, e chiedo a te in realtà, cioè l'Unione Europea avrà la consapevolezza, la contezza del fatto che è in buona parte responsabile di questo tipo di movimenti, eppure non sta dando, o forse non lo so, forse mi puoi dire di più, non sta dando spazi di democrazia a livello europeo in modo che i cittadini riescano a esprimersi, cioè che perdano la democrazia a livello nazionale ma la guadagnino a livello europeo. E allora non capisco come pensa l'Unione Europea di gestire questo tipo di processo se prima o poi non dà questo tipo di sfogo democratico. Ovviamente questo è un problema grossissimo, è un problema enorme dell'ultimo decennio in Europa, ma anche prima, cioè avevamo la Costituzione europea bocciata nel referendum francese e così via, insomma, quindi cioè, è un problema. E non so come dire, la dinamica europea è la concretizzazione massima di una cosa che in realtà esiste anche oltre l'Unione Europea, che è la crisi dello Stato nazionale. Allora, la crisi dello Stato nazionale può essere più o meno un problema a seconda di quanto a ognuno a noi piace lo Stato nazionale, però è un problema per la democrazia perché le nostre democrazie sono costruite su base nazionale e quindi la crisi dello Stato nazionale comporta una crisi di democrazia e questo ovviamente è un problema enorme perché non so come dire, anche quando si danno dei tentativi di democrazia sovranazionale, Parlamento europeo e così via, l'elemento primario di identificazione politica per la stragrande maggioranza delle persone resta quello nazionale. E questo comunque è un passaggio talmente epocale che comporta generazioni e non è neanche detto che sia fattibile nelle generazioni, comporta un elemento linguistico, comporta tante cose, l'idea di avere un demos europeo che quindi sia in grado di esprimere una propria compiuta democrazia. L'Unione Europea è un esperimento unico nella storia della politica e delle istituzioni
e è un esperimento con un sacco di problemi. Io non sono fra quelli chiaramente che se ne vorrebbe liberare, però cioè, pone problemi democratici giganteschi. È vero che le istituzioni, sicuramente le istituzioni europee potrebbero fare molto di più, non solo e non tanto in termini di riforma delle istituzioni, che comunque si potrebbe fare, ma anche proprio in termini anche di scelte politiche, voglio dire, molto spesso, no? Pensiamo a quello che è successo nell'ultimo decennio, come è stata gestita la crisi economica, la vicenda greca e così via. È evidente, no? che si crea poi un antagonismo fortissimo in questo senso. E devo dire che anche quello che sta succedendo in queste settimane con i vaccini non è una splendida figura che le istituzioni europee stanno facendo. È ovvio che poi qualcosa comporti anche in termini insomma, politici molto concreti. Grazie Lorenzo. Anch'io ho una domanda, intanto che arrivano altre domande dei partecipanti. Durante la tua trattazione hai giustamente sottolineato il fatto che abbiamo avuto in Italia un periodo di, diciamo, stabilità politica durante il periodo della democrazia cristiana e poi siamo passati invece a un periodo tutt'altro che stabile, no? Di un susseguirsi di governi, eccetera. E quali sono secondo te i fattori principali che hanno determinato questo passaggio da totale stabilità a instabilità? Sì, guarda, vado molto in breve, sì. È una cosa interessantissima, molto affascinante e trovo veramente molto strano che, non so come dire, si faccia anche molta poca storia, molto pochi studi su un passaggio così fondamentale della nostra storia, no? Qualche serie TV ultimamente, no? Però una fase così fondamentale nella nostra storia si parla poco, anche perché è una cosa veramente senza paragoni, non è successo da nessun'altra parte che nel giro di pochi mesi tutti i principali partiti di governo scompaiano completamente e vengano sostituiti, e non è un caso, poi il caos politico degli ultimi decenni. Ovviamente questo comporta, è molto legato anche alle dinamiche di lungo periodo. Era un sistema politico stranissimo anche prima, cioè l'Italia era un'anomalia democratica anche nella Prima Repubblica, che funzionava meglio della Seconda, ma era già un'anomalia democratica perché era un sistema democratico senza alternanza, un sistema democratico appunto di bipolarismo bloccato, di bipolarismo imperfetto, appunto perché solo la democrazia cristiana in qualche modo aveva titolo a governare, perché il principale antagonista era il Partito Comunista, con cui c'era in qualche modo questa idea che non fosse possibile in un paese occidentale che governasse un partito comunista, e questo comportava un sistema bloccato. Quindi questo sicuramente ha deteriorato moltissimo il sistema. Non è sano democraticamente un partito che governa 40 anni e che per 40 anni consecutivamente perde sistematicamente voti. Tra il 48 e il 93 la Democrazia Cristiana ha costantemente perso voti, sempre restando sulla soglia di galleggiamento per continuare a governare, perché c'è l'erosione chiaramente della storia del governo, a cui sono legati anche fenomeni proprio di corruzione, di degenerazione, di confusione fra partito e Stato, tutte cose che conosciamo insomma nei contesti in cui non c'è l'alternanza. E poi l'altro elemento che va detto è che era un sistema politico che comunque era strutturalmente costruito sulla guerra fredda, cioè in cui comunque in Italia, non so come dire, la democrazia cristiana rappresentava l'alleanza occidentale, il Partito Comunista fino agli anni 70 rappresentava l'alleanza con la sovietica, poi c'è stata anche una rottura da quel punto di vista, però non so come dire, la legittimazione della democrazia cristiana a governare, perché fondamentalmente nessun altro poteva farlo, valeva nel contesto della guerra fredda. Dopo la caduta del muro quella cosa non stava neanche più in piedi, e dopo ovviamente l'ultimo fattore che cito, la gigantesca ondata di inchieste giudiziarie 92-93 è stata la classica voce che fa traboccare il vaso e che ovviamente ha fatto perdere anche la legittimità rimanente al sistema politico. E ripeto, se noi guardiamo gli altri sistemi politici europei, hanno ancora più o meno i partiti degli anni 40. Non tutti, non dappertutto, però in buona parte esistono ancora. Noi no, e questo ovviamente, ripeto, ha delle ragioni storiche, però provoca inevitabilmente anche dei problemi. Grazie mille. Lascio ora la parola a Filippo, un altro oste. Dovresti riuscire, ecco. Sì, ok. La mia più che una domanda è forse un ragionamento a cui non riesco a trovare bene una conclusione, quindi chiedo a te. Perché mi sembrava di aver notato questo collegamento che hai fatto tra, diciamo, nella Prima Repubblica
che si votava il partito e si continuava a votare quello, insomma, senza cambiare, diciamo, la propria preferenza, mentre poi ad oggi, cioè che di per sé, secondo me, è anche una cosa non sbagliata, ma che può portare a delle negatività, perché cioè, se io voto, diciamo, senza neanche stare a considerare che cosa mi stanno dicendo, non lo so, cioè, diciamo, possono dirmi qualunque cosa, mentre oggi invece sembra che ci sia più variabilità, che di per sé mi sembrerebbe una cosa positiva, però mi sembrava che ci fosse un collegamento rispetto al fatto che invece oggi si va a votare molto più, diciamo, la figura, no? Questa cosa che dicevi rispetto al, diciamo, richiamare una rappresentatività molto più, appunto, cioè cercare di essere il più possibile rappresentanti del popolo, ma una volta che poi ci si scontra ehm, con la responsabilità, perdere questa rappresentatività perché appunto non si riesce a soddisfare tutte le richieste, che un po' mi fa sembrare che diventi quasi una sorta di, cioè, diciamo, cioè, di propaganda nel senso che una marchettata, cioè ti faccio una pubblicità che poi però non arriva da nessuna parte perché non posso soddisfare le tue richieste. E quindi mi chiedevo, cioè, c'è effettivamente questo collegamento? È l'unica soluzione possibile? Cioè, o voto il mio partito, punto e basta, o diciamo in generale mi faccio trasportare da queste richieste, diciamo, da questa pubblicità, o c'è un modo, cioè c'è un'altra via, o forse non c'è neanche questo collegamento davvero. No, c'è il collegamento, c'è ovviamente. No, l'elemento che facevo prima, il passaggio che facevo sulla volatilità, l'ho detto, cioè non è assolutamente che l'aumento della volatilità elettorale, quindi il fatto che le persone cambino più spesso il proprio voto sia una cosa negativa. Può essere anche, ma per molto tempo è stato visto in qualche modo come un elemento di maturazione dell'elettorato, cioè un'idea che diventa l'elettorato occidentale d'opinione che cambia di volta in volta. Per me non è automatico che sia così, ma c'è sicuramente questo elemento. Il problema è che sicuramente questo indebolisce i partiti, perché i partiti possono meno contare su una base affezionata, ideologizzata, su cui possono contare nel tempo e che gli permette, passare in termine, anche alcune scelte un po' impopolari nel breve termine. Faccio un esempio. Il fatto che nell'Italia, per esempio, in Italia l'adesione all'Unione Europea sia sempre stata vista con favore dalla stragrande maggioranza della popolazione, fino a 5-6 anni fa tutti i sondaggi erano unanimi da questo punto di vista, è legato a tante ragioni storiche, ma anche al fatto che i due partiti maggiori della Prima Repubblica, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, a partire dagli anni 70 erano entusiasticamente pro-europea. E questo ovviamente porta anche al fatto che anche le posizioni dei partiti hanno un effetto sugli elettori, non solo viceversa. Però hanno un effetto sugli elettori se c'è questo elemento di fidelizzazione, altrimenti è più complicato che questo funzioni nei due lati. E sul fatto appunto che in qualche modo il venir meno di questi elementi di coesione ideologica porti più alla politica come marketing e così via, anche qua ovviamente ci sono due facce. Cioè, nel senso, l'idea di votare un determinato partito o un determinato rappresentante politico sulla base delle promesse che vengono fatte è la natura della democrazia. Io voglio determinate cose, ho una certa visione, condivido una certa visione della società, del paese, eccetera, e voglio che sia realizzata. È ovviamente la base della democrazia. È chiaro che più è, non so come dire, difficile che questo venga realizzato, perché appunto è più difficile questo legame tra rappresentanza e responsabilità, più questo rischia di creare frustrazione. Okay? E sicuramente la leadership carismatica negli ultimi anni tende un po' a sostituire l'adesione ideologica, perché alla fine uno deve votare per qualcosa, no? Se non voto perché sono fortemente, voto perché mi affascina una persona e così via. È l'unica via possibile, no? Per esempio ci sono tentativi di ricostruzione del partito di massa. Cioè, per esempio quello che è successo negli anni del corbinismo all'interno del Labour, ok, in Gran Bretagna, è una cosa che va molto in controtendenza, perché negli anni di Corbyn
il Labour britannico ha avuto un'esplosione del numero di iscritti, che è una cosa che non esiste, cioè in tutte le democrazie occidentali crollano gli iscritti ai partiti, lì questa cosa è successa. Ora ovviamente bisogna capire, ora che non c'è più Corbyn come leader del Labour, se questa cosa resta, ok? Se era legata solo alla personalità carismatica, a una determinata visione politica e così via, oppure se resta nel tempo, o se resta un unicum, non so come dire, però nel senso la crisi dei partiti di massa esiste dappertutto, però ci sono tante gradazioni. La quasi inesistenza dei partiti come da noi in Italia è una forma particolarmente radicale. Se andiamo in Francia, se andiamo in Germania, giriamo per le città, vediamo ancora le sedi dei partiti, non so come, e una certa presenza nella società. L'Italia in questo rappresenta un caso veramente particolarmente avanzato di scomparsa. Se posso ancora un attimo legarmi a una cosa che hai detto prima sul fatto che appunto, diciamo, in generale siamo pro Europa, soprattutto perché negli anni 70 c'era soprattutto i due partiti principali che erano pro Europa. A me sembra che questa cosa al giorno d'oggi sia quasi infattibile, perché mi sembra che nel momento in cui, cioè, se ci sono 3-4 partiti, 3 dicono, ad esempio, sono favorevoli al governo Draghi, il quarto partito è assolutamente sfavorevole, cioè si mette, diciamo, apposta a fare il bastian contrario per ottenere i voti di chi non vorrebbe appunto questo governo. Per fare un esempio, mi sembra che questa cosa accada per tutto e quindi non c'è questa possibilità che siano i partiti a influenzare, cioè non sono i partiti a influenzare i cittadini, ma i partiti che si adeguano in modo da raccogliere ciò che vogliono, cioè ciò che dicono i cittadini. Non so se mi sono spiegato. Ripeto, in buona parte è una cosa positiva, cioè la dinamica, non so come dire, della Sì, signora anziana del mio paese che ha imparato da piccola che deve fare la croce sulla croce e quindi voterà la Democrazia Cristiana tutta la vita. E qualsiasi partitino ora sia proprio lo scudo crociato avrà sempre almeno un 1,5% perché c'è qualche signora anziana che continua a votare per la croce. È una dinamica sana della democrazia, ok? Cioè, nel senso, la dinamica sana della democrazia prevede che i partiti devono contendersi il consenso prendendo posizioni diverse, eccetera. È chiaro sicuramente che che la scomparsa di qualsiasi elemento di adesione crea anche delle... Pensiamo appunto a partiti, facevo l'esempio prima del Movimento 5 Stelle, queste grandi oscillazioni, no? Fra un terzo degli italiani che li vota alle politiche del 2018 e scendono al 17% alle europee del 2019. Questo mostra sicuramente un diverso rapporto con i partiti, ok? Un voto che può essere un voto di protesta, ogni comportamento elettorale è ovviamente giusto e legittimo, però sicuramente non è quello su cui il nostro sistema è costruito e quindi bisogna trovare la maniera di costruire magari il sistema diversamente per farlo, per adattarlo anche a meccanismi diversi del comportamento elettorale. grazie mille. Grazie Lorenzo. E c'è anche un Lorenzo dell'Osteria Volante che vorrebbe farti un paio di domande. Ciao a tutti, sarà sicuramente molto interessante il dibattito. Ti sentiamo poco Lorenzo. Sì. Così? Mi sentite? Sì. Ok, scusate. La domanda è una doppia domanda, è questa, in realtà è una provocazione in parte, su alcune definizioni e classificazioni che non mi hanno convinto appieno, quindi provo a metterle in discussione. La prima sul governo tecnico non eletto, non mi convince molto il fatto di escludere Giuseppe Conte dalla lista, perché non mi sembra che l'argomento che fosse stato citato tra la possibile compagine di governo lo renda, tra virgolette, molto scelto dal popolo, quindi per me di fatto è un non eletto assolutamente come altri, un professore, quindi non lo vedo troppo diverso da Monti in questo. E la seconda questione è sulla definizione invece di populismo, perché di fatto nella tua carrellata, è chiaro, bisogna semplificare benissimo, però nella tua carrellata c'erano praticamente tutti i presidenti del Consiglio eletti, nella schiera dei populisti, tutti quelli degli ultimi 30 anni, a parte forse Prodi.
che allora mi chiedo, tutti quelli che sono democraticamente eletti sono populisti, a meno e soltanto perché Prodi non ha carisma non è populista. Renzi, non lo so, sicuramente è un leader forte, non mi rientra con una definizione intuitiva tra i populisti. Forse Salvini un po' di più, forse i 5 Stelle un po' di più, però mi sembra un po' labile come classificazione, quindi volevo chiederti se puoi riprenderla. Grazie. Sì, no, grazie a te. Allora, diciamo che sulla seconda sono abbastanza d'accordo con te, sulla prima meno, nel senso che non è un caso, la distinzione che faccio, infatti, non è sul eletto o non eletto dal popolo, dai cittadini, perché nessuno lo è. Per me la differenza che sostanzia il governo tecnico, per me, per il visto di fatti sulla questione, è il rapporto con i partiti, non con i cittadini. Il governo Conte 1 e il Conte 2 nascevano da accordi fra due partiti e con il partito maggiore dell'alleanza, in entrambi i casi il Movimento 5 Stelle, che decideva quello che voglio io come Presidente del Consiglio è Giuseppe Conte. Quelli che ho citato come governi tecnici, Ciampi, Monti, Draghi, nessuno di questi è un nome che sono stati, escono dai partiti, sono stati proposti al Presidente della Repubblica durante le consultazioni, sono emersi da negoziati fra partiti. Sono iniziative del Presidente della Repubblica che nomina una persona esterna e chiede la fiducia in Parlamento. Ovviamente potere assolutamente costituzionale del Presidente della Repubblica che fa bene a esercitare, però c'è una differenza. Okay? Quando è nato il Conte 1 c'erano i 5 Stelle e la Lega costruiscono un'alleanza, il partito maggiore è il Movimento 5 Stelle, quindi gli spetta esprimere il Presidente del Consiglio, ma alla Lega non andava bene che fosse proprio Di Maio il Presidente del Consiglio e quindi si trova una persona che fosse espressione dei 5 Stelle, ma che non fosse proprio Di Maio. Però, non so come dire, nasce da un meccanismo completamente di partito, ok? Ovviamente anche quello anomalo, perché il fatto che il Presidente del Consiglio non sia un parlamentare è anomalo, ok? Anche quella è la normalità. Però c'è una differenza comunque, proprio perché, ripeto, il partito è comunque un meccanismo di rappresentanza. Ovviamente l'esempio più semplice di questi è Renzi, ripeto. Nonostante Renzi non fosse in Parlamento, nessuno può dire che non fosse un governo politico, è segretario di un partito. Più politico di così non si può, infatti anche tutta la retorica di Renzi prende non eletto, anche quella è pure retorica ovviamente, perché ripeto, è il capo di un partito. Sulla questione del populismo in realtà sono abbastanza d'accordo con te, lì l'ho fatta molto semplice, molto veloce, il populismo è una cosa che andrebbe categorizzata e analizzata più nel dettaglio e sono d'accordo come tutti i concetti, ovviamente quando lo si stiracchia un po' si può adattare a tutti e perde un po' di senso, perché sono tutti populisti, a quel punto non ha più senso parlare di populismo, questo sono d'accordo. Diciamo l'elemento di populismo che mi sembra si applichi a tutte, ok? Poi non, paradossalmente pure a Prodi, ok? Ma al meccanismo della Seconda Repubblica in generale è sicuramente il fatto di una ricerca del consenso basata sulla diversità rispetto alla politica tradizionale e su un meccanismo un po' di disintermediazione. Pensiamo ai due leader più tipici della Seconda Repubblica, Prodi per la centro-sinistra e Berlusconi per la destra, entrambi non politici di professione. Da una parte l'uomo d'affari per la destra, dall'altra l'accademico, l'economista per Prodi, seppur con alcune limitate esperienze politiche precedenti, perché c'è comunque l'idea, l'impopolarità del leader politico, ok? Questo secondo me è un elemento che è un segnale di populismo. Poi è vero che questo non significa che categorizzerei la destra di Berlusconi o il centro-sinistra di Prodi come dei soggetti politici populismi. Ovviamente ho semplificato durante la rappresentazione e hai perfettamente ragione. Però comunque c'è questo elemento sotto che secondo me si nota particolarmente. Ovviamente, ripeto, l'esempio lampante del populismo è sicuramente il Movimento 5 Stelle, ma poi, ripeto, populismo non è neanche non so come dire, un concetto che va giudicato dal punto di vista normativo valutativo. Il populismo è una forma della politica, e non è una forma della politica particolarmente più negativa di altre, ovviamente comporta delle cose difficili, pericolose da gestire, ma il populismo è una risposta assolutamente naturale appunto alle difficoltà della rappresentanza. Credo che la politica italiana negli ultimi anni, ma anche decenni,
sia stata caratterizzata da forti elementi di populismo trasversali, questo sì, anche se non direi che per questo il PD Renzi è un partito populista o la Lega di per sé è un partito populista, su questo sono completamente d'accordo con te. Grazie. Grazie ad entrambi per questo intervento. Allora, leggo un'altra domanda da Lea che chiede, oltre a quello di Renzi, ci sono stati altri tentativi di referendum per compensare l'anomalia democratica del governo tecnico? Credo che ti riferisca al referendum costituzionale del 2016, Sì. Lea, esatto. Sì, cioè ovviamente l'Italia vive in un costante cantiere di riforme istituzionali da ormai gli anni '80 e quindi questo crea ovviamente delle difficoltà. Siamo anche, normalmente non si cambiano mai le leggi elettorali, perché nessuno tocca mai le leggi elettorali, noi cambiamo le leggi elettorali almeno una volta a legislatura, la maggior parte delle volte ovviamente abbiamo fatto anche leggi incostituzionali, quindi poi sono dovute ricambiare, e il laboratorio di riforme costituzionali chiaramente è sempre aperto, la bicamerale ancora degli anni '80, poi la seconda bicamerale D'Alema degli anni '90, la riforma costituzionale del governo Berlusconi nel 2005 bocciata al referendum, la riforma costituzionale appunto del governo Renzi nel 2015 bocciata al referendum nel 2016, tutte cose che abbiamo visto. Credo che siano sicuramente tentativi di rispondere a una crisi di rappresentanza. Su questo sono d'accordo, insomma, quello che mi sembrava sottintendere. Non so come dire, meccanismi anche molto particolari, cioè non è un caso che le due grandi riforme costituzionali, sia quelle di Berlusconi sia quelle di Renzi, siano state sconfitte dal referendum, perché fondamentalmente quando una maggioranza politica riscrive la Costituzione da sola, comporta un referendum e comporta in qualche modo che chiunque non è d'accordo vota contro, e quindi questo meccanismo non funziona. D'altra parte in altri paesi nessuno si sognerebbe mai che in una maggioranza politica di cambiare la Costituzione da sola sarebbe impensabile. Quindi sì, io credo che, non so come dire, anche tutte le leggi elettorali cambiate, le riforme istituzionali, c'è probabilmente una volontà di rispondere alla crisi che abbiamo in qualche modo indicato oggi. Penso all'idea del presidenzialismo, che molto spesso torna nel dibattito italiano, l'idea in qualche modo che se i partiti non funzionano più e le persone si identificano più in leader carismatici, allora forse sarebbe il caso di passare a una repubblica presidenziale, perché la repubblica presidenziale potrebbe dare meccanismi di adesione maggiori. Non credo sia un argomento completamente peregrino, okay? Credo che ci sia un fondo di verità dietro a questa cosa. Io personalmente non sono un grande fan del presidenzialismo. Il presidenzialismo è una cosa molto aliena alla politica europea, la Francia in questo, la Francia è la Quinta Repubblica, poi è un caso unico, ok? E proprio nella Quinta Repubblica è una dinamica molto particolare anche nella politica francese, e vediamo nella Francia di oggi anche molto la difficoltà di questo, no? Quello che comporta avere un Presidente della Repubblica che è stato votato al primo turno da poco più del 20% degli elettori, e cosa comporta poi anche in termini di dinamica nella società e nella politica. Però è sicuramente una risposta possibile, ok? Perché il sistema parlamentare senza partiti non funziona. Ora, un sistema presidenziale senza partiti funzionerebbe? Non lo so, però sicuramente è una possibilità. Grazie mille. Elena ha un'ultima domanda. Sì, io volevo chiederti come mai i partiti non hanno il vincolo di mandato e se le motivazioni, diciamo, che hanno spinto a introdurre, diciamo, questa clausola in Costituzione sono ancora valide, diciamo, attuali anche oggi. Questa è una cosa molto interessante, perché ovviamente il vincolo di mandato nasce dalla tradizione del parlamentarismo, che è appunto una tradizione liberale, non democratica. Il Parlamento è stato liberale per secoli, è stato democratico per una parte molto limitata della propria storia. E appunto l'idea del Parlamento liberale è quella in qualche modo di persone scelte, notabili, che liberamente in qualche modo decidono senza che nessuno li possa vincolare.
in qualche modo decidono appunto nel Parlamento, nel dibattito comune. C'è questa idea kantiana, no, della sfera pubblica in cui ci convinciamo dell'argomento reciprocamente e si forma una volontà comune, e quindi non ci può essere un vincolo di mandato all'esterno. E anche il fatto che sia in Costituzione è l'eredità di quella, in qualche modo, la difesa delle libertà del parlamentare, del singolo parlamentare. Poi ovviamente già solo il fatto che esistano i partiti è un parziale vincolo di mandato, nella pratica, perché non so come dire, guardate quello che sta succedendo ora, i parlamentari del Movimento 5 Stelle che non hanno votato la fiducia a Draghi, si sta discutendo di espenderli dal Movimento 5 Stelle. Ora, questo non è una violazione costituzionale, perché un partito è un'associazione privata e può espellere chi gli pare, secondo il proprio statuto, senza ovviamente che questo in qualche modo ovviamente violerebbe il dettame costituzionale se ci fosse il modo di obbligare in qualche modo i parlamentari a fare una determinata scelta. Ecco. Per cui è chiaro che una limitazione alla libertà di mandato c'è per forza, ripeto, perché però c'è anche molto spesso l'idea della libertà del singolo parlamentare. Va detto su questo che ci sono anche, non so come dire, tradizioni politiche diverse legate a sistemi di partito e sistemi elettorali diversi. Prima nominavo Jeremy Corbyn, no? Jeremy Corbyn come fenomeno politico può esistere, non sarebbe mai potuto esistere nel sistema politico italiano, perché è una persona che ha una linea politica molto di sinistra all'interno di un label che invece negli anni 80, 90 e 2000 si sposta sempre più verso il centro e che si mantiene sempre in posizioni di minoranza in opposizione a quelle del partito e che vota contro la maggior parte delle cose, delle scelte che il partito fa, la guerra in Iraq sotto Blair, eccetera, eccetera, e che quindi poi sulla base di aver portato una linea diversa poi vince il congresso e guida il partito successivamente. In Italia non sarebbe mai potuto succedere, perché in Italia abbiamo una tradizione di partiti coesi ideologicamente, per cui se tu non segui la linea del partito vieni espulso. Okay? Il sistema politico britannico è diverso perché essendo il meccanismo del maggioritario uninominale, per cui tu sei eletto in un determinato collegio e rappresenti quel collegio, finché rappresenti quel collegio e gli elettori Labour di quel collegio ti continuano a rieleggere, anche se tu sei in dissenso con la linea del partito, nessuno ti tocca. Okay? Questo chiaramente è una cosa molto diversa. Ovviamente, paradossalmente, questo ha creato poi un sacco di problemi a Corbyn quando il partito lo guidava lui, perché ovviamente era un partito che aveva una linea molto di sinistra sulla base del congresso che Corbyn aveva vinto, aveva molti parlamentari che erano invece di tradizione più moderata, più centrista, che poi non seguivano quello che diceva il partito all'interno del Parlamento. Quindi anche questo meccanismo più individuale che lascia più libertà al singolo parlamentare è più pluralistico, rende anche più difficile ovviamente una politica coesa. Ma nel sistema politico italiano, che abbiamo una tradizione di proporzionale, quindi di tanti partiti e molto ideologicamente coesi, questo, se vi ricordate, è l'epoca del governo Prodi, del 2006, 2007, 2008, il famoso parlamentare di Fondazione Turigliatto che fu espulso per essersi astenuto su un voto che metteva in difficoltà il governo Prodi. Noi abbiamo questa tradizione, ok? E quindi è più complicato che un fenomeno politico del genere avvenga da noi. Per cui per quanto ci sia questo vincolo, insomma, diritto alla libertà e questo divieto di vincoli di mandato, un minimo di vincoli di mandato è intrinseco al funzionamento dei partiti. Ok, ho la sfortuna di dover chiudere questo incontro. Penso che sia stato molto interessante, abbiamo avuto un sacco di domande e grazie Lorenzo per averci dato una mano in questa direzione. C'è un'ultima domanda in realtà, quindi forse la lascerei la domanda visto che... Ok, allora la domanda è da parte di Francesca. Volevo chiedere cosa ne pensa dell'attività, dirà da lei, cosa ne pensa dell'attività di un senatore che nel pieno delle sue funzioni offra consulenze retribuite ad un altro paese. Scusate, tempistica, vabbè. Ok. Si riferisce evidentemente al caso appunto del senatore Renzi e alla vicenda dell'Arabia Saudita. Cioè, secondo me è una cosa, un'altra anomalia italiana, nel senso il circuito delle conferenze, dei consigli di amministrazione in cui ex presidenti di consiglio, ex capi di governo si arricchiscono dopo la loro carriera politica esiste dappertutto e è comunque molto preoccupante. Okay?
Gerhard Schröder, dopo essere stato cancelliere tedesco, entra nel consiglio di amministrazione di Gazprom, no? Colosso energetico russo, e ovviamente questo getta un po' un'ombra sulle possibili influenze che avrebbe potuto avere prima. E in molti paesi si discute di come limitare questo meccanismo delle porte girevoli tra business e politica quando i politici sono fuori dal proprio mandato. Okay? E in Italia siamo all'estremo che sembra assolutamente normale che questo avvenga anche con politici che sono all'interno del loro mandato, come appunto nel caso di Renzi con l'Arabia Saudita. Questa è un'assoluta anomalia. Ripeto, già il fatto che l'ex politico vada a farsi consigli di amministrazione in giro è problematico, ma almeno è un ex politico. Per me il comportamento di Renzi ha abbastanza dell'incredibile, devo dire, e trovo dell'incredibile il fatto che non si è... legalissimo, sì sì, assolutamente legale. In Italia si scherzava l'altro giorno sui social che io, che sono ricercatore a tempo determinato all'università, quando ho firmato il contratto ho dovuto firmare una, come tutti i dipendenti pubblici in questo paese, anche precari, una dichiarazione anti-pantouflage. Cioè appunto una cosa per cui mi impegno anche per successivi 3 anni dopo la fine del mio contratto da dipendente pubblico a non avere nessun tipo di rapporto con enti privati che possano aver ricevuto dei benefici da me in quanto dipendente pubblico, che sono un ricercatore a tempo determinato all'università. È paradossale che non esista una dichiarazione anti-pantouflage anche per i parlamentari, insomma, la trovo veramente un paradosso. È assolutamente, ha ragione Renzi a dire io ho rispettato la legge, e non credo che da un politico ci si debba aspettare solo che rispetti la legge, che rispettare la legge dovrebbe essere il minimo, ma potremmo anche aspettarci comportamenti un po' migliori del minimo legale, e credo che comunque la legge vada cambiata. Credo sia assurdo che sia legale una cosa così. Ripeto, credo che ci si dovrebbe porre il problema delle porte girevoli dopo la fine del mandato. Trovo assurdo che non si sia già risolto il problema delle porte girevoli durante un mandato parlamentare. Ok, mi sa che questo sarebbe stato un altro intervento che avrebbe potuto aprire un bel dibattito anche su come mai appunto la rappresentanza ha problemi, anche perché le porte girevoli non sono una cosa da poco. Però purtroppo il tempo è contingentato. Grazie Lorenzo per essere intervenuto a questa serata Osteria Volante. Speriamo di riuscire magari a riportarti tra di noi in presenza. Avanzo del rum e del formaggio. Esatto, che come ricordiamo sempre sono una binata terribile, ed è per questo che la situazione continua ad avere fortuna a livello economico, perché nessuno consuma troppo rum né formaggio. E grazie a tutti voi per aver partecipato. Speriamo di organizzare altri eventi online. E basta, non so cosa dire ancora. L'attività sicuramente proseguirà in presenza, probabilmente quando il prossimo anno accademico. E basta Lorenzo, veramente speriamo di averti di persona. Grazie a tutti e grazie anche all'Università di Padova che ogni volta ci finanzia questo bando con molta fiducia. E grazie a tutti, buona serata. Alla prossima, ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.